Dolasiana Cristo Re. Vittoria preziosa per i giallorossi. La vittoria però non è stata affatto scontata. Dopo pochi secondi Farina infila con un pallonetto l'incolpevole Celoro. La Dolasiana gioca meglio, ma al 38esimo perde per espulsione Pittaro. Passa un minuto e Uca punisce con la punta Luzaner. Nel secondo tempo la Cristo Re attacca con maggiore convinzione e tenta più volte, trovando fortuna solo al 78esimo. Garay crossa dal fondo e Petri devia in maniera decisiva. Dolasiana ancora sconfitta, finisce 1-2. Garibaldina Montebaldo, spettacolare vittoria per i padroni di casa. La partita si accende solo alla mezz'ora. Al 30esimo Xeca conquista trasforma un rigore decisamente opinabile. Gli ospiti reagiscono e 2 minuti dopo Collarci salva sulla linea la punizione di Vieceli. Al 53esimo Dennis Zeni pareggia, ma Collarci riporta avanti i suoi 6 minuti dopo. Al 67esimo Tommaso Moser aumenta il distacco segnando di pallonetto, ma Modena con una doppietta segna il 72esimo all'87esimo. A tempo quasi scaduto Calovi pesca il Zolli firma il 4-3 finale. Lino Marco. Gli ospiti diventano campioni d'inverno con questa vittoria. Il Marco parte bene, sfiora il gol con Zocca, Bernardi e Santoro. Al 15esimo arriva il gol di Pascotto, servito su cross di Santoro. La Leno prova a reagire, ma gli ospiti vanno vicini al raddoppio, sforandolo diverse volte. A inizio riprese i locali impegnano Candioli più volte, ma Michele Pezzato è impreciso. Il Marco si difende bene e gestisce il vantaggio giocando di rimessa. Nel finale confusione e qualche punizione, ma non basta una buona prova alla Leno, che perde 0-1. Sacco San Giorgio Azzurra, settima vittoria consecutiva per gli ospiti. La partita è in equilibrio per diverso tempo, con le squadre che non trovano la via del gol fino al 43esimo, quando Antonioni segna, anche se partendo da posizione dubbia. A inizio ripresa Bertoldi raddoppia, ma il Sacco non si arrende e al 68esimo accorcia con Tonuzzi. Passano 4 minuti e si pensa a Rigotti a mettere al sicuro la partita. Nel finale l'Azzurra gestisce e a 3 dalla fine mette a segno il quarto gol con Terzan, servito bene da De Sangro. Non si ferma più l'Azzurra che vince 1-4. Spormaggiore Trambileno. Termina in pareggio questa sfida. Dopo pochi minuti il match si sblocca con Grazia che serve Marco Tanel. L'attaccante dribbla un difensore e batte Villa. I giallorossi sembrano controllare la partita e spingono in cerca del raddoppio, ma senza trovarlo. Nella ripresa i ragazzi di Sorrentino escono dagli spogliatoi con grinta e alzano il ritmo, trovando il gol del pareggio al 57esimo con Gallo. I locali cercano di trovare il gol vittoria, ma Villa chiude bene ogni tentativo. Un punto piuttosto inutile per entrambe, finisce 1-1. Valpeio Aldeno. Dominio dell'Aldena Celledizzo. I locali partono bene e sembrano avere il piglio giusto, ma vengono puniti alla prima occasione da Conta al quinto. Il Valpeio accusa il colpo e finisce per subire il secondo gol 12 minuti dopo ad opera di Giovanazzi. Nella ripresa il Valpeio stacca la spina e regala un altro gol al numero 9 che è bravo a battere Battisti. L'Aldeno accumula molte occasioni, ma l'ennesimo gol arriva solo all'84esimo, ancora con Giovanazzi che firma così una tripletta memorabile. Dilaga l'Aldeno, finisce 0-4. Bolano TNT Montepeller. Vittoria a sorpresa per gli ospiti. Il Bolano domina tutta la partita ma perde mentre gli ospiti giocano in contropiede e sono pure pericolosi perché Caldara colpisce una traversa. Il Bolano insiste in avanti ma il portiere fa buona guardia. Nella ripresa passa in vantaggio a sorpresa con Marinkel al 63esimo la TNT che dopo un triangolo con Caldara batte Tovazzi. L'ultima mezz'ora è un pressing continuo dei padroni di casa che creano pericoli su schemi o su situazioni di mischia. Gli sforzi comunque sono vani. Termina 0-1.